Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Un coltello nella zona dell'omicidio di Sara, si indaga per capire se sia l'arma del delitto. Intanto la madre di Stefano Argentino si presenta in caserma per importanti dichiarazioni. Lunedì a Misilmeri i funerali della sfortunata studentessa. Non si rassegna alla fine della relazione, aggredisce in strada con un calcio l'ex fidanzata e il padre, intervenuto per soccorrerla. Arrestato un 39enne. Indagini in corso a Palermo per identificare 2 ragazzi di Brancaccio che hanno minacciato una scolaresta di Ancora in visita alla casa museo del beato Pino Puglisi. Il ministro Foti da Catania raccomanda nervi saldi sulla situazione interna al paese determinata dai dazi ed elogia la Sicilia sull'utilizzo della ZES. Scandalo referti istiologici, almeno 3 pazienti attendono gli esami. Si teme che i vetrini siano andati smarriti nei vari passaggi tra ospedali. Vacanze pasquali, la Sicilia sul podio delle mete per il lungo ponte festivo di quest'anno. Boom di presenza in tutte le città dell'isola. A Catania lo sfogamaro delle guide turistiche costrette a portare in giro i turisti tra materassi e rifiuti. E poi il calcio, Serie B, il Palermo si prepara alla delicata sfida di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Dubbi di formazione per Dionisi. In Serie C, Massimino verso il sold out per Catania, Avellino alta la posta in palio per i rossazzurri e la capolista. Dunque, ben trovati a Messina. Sarebbe stata trovata l'arma del delitto del femminicidio di Sara Campanella e la mamma di Stefano Argentino avrebbe ammesso di essere stata lei a portare il figlio annoto. Francesco Triolo. Un coltellino pieghevole trovato poco lontano dal luogo dove è stata uccisa Sara Campanella. Il ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore con i carabinieri che dal giorno del delitto setacciavano tutta la zona intorno. Potrebbe essere questa la svolta delle indagini del femminicidio di Sara, ma sarà necessario eseguire ulteriori accertamenti per capire se è davvero l'arma del delitto. Gli investigatori però sono quasi certi che si tratta proprio del coltello che ha utilizzato Stefano Argentino per uccidere Sara il pomeriggio di lunedì scorso. Intanto la madre di Stefano si sarebbe presentata in caserma per lasciare ai carabinieri della compagnia di Messina Sud che conducono le indagini delle dichiarazioni spontanee. Secondo quanto trapelato sarebbe stata lei con il marito a prendere Stefano quel pomeriggio a Messina e portarlo a Noto in auto dopo aver ricevuto la telefonata del ragazzo sconvolto. Nel corso del tragitto, secondo quanto avrebbe detto la donna, il giovane avrebbe manifestato più volte la volontà di suicidarsi. Altre risposte arriveranno poi dall'esito degli esami dell'autopsia sul corpo della studentessa, dopo la quale la salma potrà tornare a Portella di Mare, la frazione di Misilmeri, dove viveva con la famiglia. Domenica a partire dalle 10:30 per tutto il giorno e la notte sarà allestita la Camera Ardente aperta ai cittadini nella Chiesa delle Anime Sante in Piazza Comitato. Lunedì alle 10:30 nella Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri sarà celebrato il funerale di Sara presieduto dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Per lunedì il sindaco Rosario Rizzola ha proclamato il lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici comunali. Anche a Messina il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di lunedì in concomitanza con le esequie della giovane studentessa universitaria. Non si rassegna alla fine della relazione, aggredisce in strada con un calcio la ex fidanzata e il padre è intervenuto per soccorrerla. Arrestato un 39enne, Tonino De Mano. Non si rassegna alla fine della relazione, ricevuto l'invito per un incontro chiarificatore, forse scossa per la tragica fine di Sara Campanella, avvisa il padre che a sua volta contatta il 112. La prontezza di riflessi della donna non gli ha evitato però 2 calci all'addome e l'aggressione al padre stesso che nel frattempo l'aveva raggiunta nel tentativo di sottrarla alla violenza. Un uomo di 39 anni è stato fermato nel rione di Camaro a Messina per atti persecutori e lesioni personali aggravate al culmine di un inseguimento da parte degli agenti delle volanti. La donna, dolorante, è stata trasportata in ospedale dove è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Dopo le formalità di rito, il 39enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari. La questura, intanto, invita le donne vittime di maltrattamenti, di atti persecutori e di violenza domestica a denunciare. Nei primi 3 mesi di quest'anno sono stati adottati 10 ammonimenti del questore, 2 per atti persecutori e 8 per violenza domestica. Ed un altro arresto, sempre per atti persecutori e maltrattamenti,
è stato effettuato dai carabinieri di Graniti. In manette è finito un uomo di Gaggi che da oltre un anno vessava l'ex fidanzata. Indagini in corso per identificare 2 ragazzi di Brancaccio che hanno minacciato una scolaresta di Ancona in visita alla casa museo del beato Pino Puglisi. Una brutta storia che getta discredito sulla città e sulla Sicilia. Maglio Viola. Minacciati da 2 ragazzi di Brancaccio mentre aspettano i compagni per andare via. È la brutta avventura capitata a un gruppo di studenti del liceo Rinaldini di Ancona in viaggio di istruzione a Palermo. Studenti e professori, 123 in tutto, avevano visitato la casa museo dedicata al beato Pino Puglisi a Brancaccio, ma uscendo mentre attendevano i compagni sono stati minacciati dai ragazzi del luogo. Cosa siete venuti a fare? Andatevene via, hanno intimato i 2 armati di coltellini. Adulti e minori impauriti si sono rifugiati sui pullman mentre gli operatori del centro Padre Nostro chiamavano la polizia subito intervenuta. Episodi del genere non sono nuovi per gli operatori del centro, dice il presidente Maurizio Artale. Purtroppo aumenta sempre di più il grado di violenza nella piazzetta di Padre Pino Puglisi. Dobbiamo capire fino a che punto dobbiamo arrivare. Speriamo che non ci deve scappare il ferito o il morto addirittura. Sono atti gravi e deplorevoli che gettano discredito su un'intera città, commenta il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro, che esprime solidarietà alla scuola di Ancona, augurandosi che questo spiacevole episodio non offuschi in loro l'immagine della Sicilia sana. Pierro conclude augurandosi anche che un sempre maggior numero di studentesse e studenti vengano a visitare i luoghi in cui ha operato con coraggio il beato Puglisi, sacerdote esemplare e grande educatore. L'episodio è grave perché sintomatico di una allergia che ancora persiste verso lo Stato in alcuni abitanti del quartiere, dice il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che aggiunge: questa allergia va combattuta con interventi di prevenzione e sociali. Della vicenda la prossima settimana si occuperà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A Catania blitz della polizia nel quartiere di San Cristoforo, arrestati 2 pusher, chiuso un panificio per carenze igieniche e salvati animali maltrattati. Orazio Longo. Chiuso un panificio, arrestato un venditore ambulante e denunciati 2 spacciatori. Sono alcuni dei numeri della maxi operazione disposta dal questore di Catania e portata a termine dalla polizia nel quartiere di San Cristoforo con la collaborazione della Stradale, del Corpo Forestale dell'ASP, del Dipartimento di Veterinaria, dell'Ispettorato del Lavoro e dei Vigili Urbani. Colto in flagranza un pusher di 21 anni con 38 grammi di marijuana e 9 di hashish. Nascondeva la droga in casa, mentre un 30enne è stato trovato con 1 chilo di marijuana già in dosi nascosta nel bagagliaio della sua auto. Il fiuto dei cani Maui Ares ha portato le forze dell'ordine a individuare una piazza di spaccio in via Gramignani che offriva ai tossicodipendenti una cosiddetta drug room. 2 catanesi di 47 e 57 anni sono stati denunciati. In un'altra zona del quartiere trovate 28 dosi di cocaina. In un panificio gastronomia della zona di Piazza Palestro sono state rilevate gravi carenze igienico-sanitarie e persino formiche nella farina e insetti nel laboratorio. 22 kg di alimenti tra pesce, formaggi, salsa e pasta erano privi del requisito della tracciabilità. Ad un bar di via Aquicella è stata contestata l'occupazione abusiva del suolo pubblico, mentre in una macelleria nei pressi del cimitero sono stati sequestrati 162 litri di vino e 15 kg di formaggi privi di tracciabilità. Sanzionata un'attività di noleggio in via Palermo, tra le altre cose per assenza della copertura assicurativa. Un ambulante di 54 anni in via Medaglie d'Oro è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio dopo aver insultato i poliziotti e minacciato di morte un funzionario. Controlli a una stalla abusiva nei pressi del vecchio ospedale Santo Bambino hanno permesso di scovare un cavallo in pessime condizioni in un box sporco, senza acqua, cibo e luce. Lì vicino un cane pitbull in stato di malnutrizione. Con il personale della Gema si è infine provveduto alla bonifica di alcuni siti invasi dai rifiuti, come via Casesante, via Zammataro e via Aquicella. Il ministro Foti da Catania raccomanda nervi saldi sulla situazione interna al paese, determinata dai dazi, ed elogia la Sicilia sull'utilizzo della ZES. Imperturbabile invece sul commissariamento di Fratelli d'Italia nell'isola. Luca Ciliberti. I dazi di Trump preoccupano e stravolgono l'agenda politica del governo Meloni, preoccupato dalle reazioni dei mercati e dalle ansie delle imprese italiane che vedono restringersi l'export verso gli Stati Uniti. È indubbiamente una situazione nella quale bisogna tenere i nervi saldi, a non drammatizzare. Dobbiamo necessariamente, per quanto riguarda l'Europa, disboscare tutta una burocrazia inutile che attualmente pesa sul sistema delle imprese. Fratelli d'Italia continua a sostenere come è necessario il riarmo europeo e critica la piazza dei 5 Stelle organizzata per sabato a Roma. Chi ha firmato
per il 2% del PIL alla NATO è stato Conte e non mi pare che alla NATO non si parli di armamenti. L'errore, a mio avviso, comunicativo che viene fatto è che se si parla di riarmo psicologicamente le persone pensano subito a carri armati, a missili o quant'altro. Il ministro Foti è arrivato a Catania per parlare di zone economiche speciali, ribadendo che lo scorso anno, a fronte di 1 miliardo di investimenti in Sicilia, sono stati riconosciuti circa 560 milioni di credito d'imposta, praticamente il 25% degli investimenti complessivi. Di fatto, l'incontro poi si è trasformato in un appuntamento di partito che, seppur commissariato da Roma, risulta essere sempre vivace al suo interno. Nessuno pensi che vi siano problemi particolari in Sicilia rispetto ad altre parti del paese, anche perché quando si aprono le urne la Sicilia è sempre ricca di messe di voti per Fratelli d'Italia. Scandalo, referti istiologici, almeno 3 pazienti attendono gli esami, si teme che i vetrini siano stati smarriti nei vari passaggi tra ospedali. Laura Spanò. Quando scoppiò lo scandalo referti istologici consegnati in ritardo nel Trapanese, qualcuno anticipò anche che alcuni di questi esami erano addirittura spariti. Ora è arrivata la certezza e la preoccupazione di quanti attendevano quei referti per iniziare una terapia. Quando si è parlato dello smarrimento di qualche campione istologico, l'assessorato regionale ha smentito dichiarando che tutto l'arretrato del 2024 era stato smaltito e quindi anche i 1405 campioni del reparto di gastroenterologia di Marsala erano stati tutti esaminati e consegnati, ma ci sono ancora 3 pazienti operati che aspettano un referto. I pazienti si sono recati più volte al reparto, ma qui non sanno nulla. L'ASP di Trapani fa sapere che sono stati tutti refertati, sembra che alcuni, poche unità, siano rimasti non consegnati dai reparti. Intanto l'azienda sanitaria trapanese ha attivato una corsia dedicata per i malati oncologici con un accesso diretto con il codice esenzione 048 e nei casi di urgenza come questo che il CUP invia direttamente al reparto, dove è stato istituito un gruppo oncologico multidisciplinare per la presa in carico del paziente e allo studio anche un supporto a questi pazienti da parte del servizio di psicologia dell'ASP tramite la psicologia ospedaliera con un canale privilegiato. Cantieri aperti e nuovi acquisti di dispositivi ospedalieri con i fondi del PNRR anche a Ragusa, il sopralluogo della regione. Veronica Barbarino. Anche nella provincia di Ragusa, cantieri avviati e nuovi acquisti di apparecchi ospedalieri con i fondi del PNRR. A Ragusa in particolare si lavora su 2 nuovi acceleratori lineari all'interno del reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale Maria Paternò Arezzo e per la realizzazione dell'ospedale di comunità a Ragusa Ibla. Per verificare lo stato dell'arte dei lavori e l'utilizzo dei nuovi macchinari è arrivato Salvatore Iacolino, direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute. Dei momenti di confronto, di osservazione ed una valutazione complessiva rispetto agli obiettivi fissati dal governo Schifani, che è quella di poter attuare concretamente i programmi che sono stati inseriti all'interno dei contratti dei direttori regionali, e qua a Ragusa stiamo lavorando speditamente per poterli realizzare nei tempi richiesti. Procede l'installazione degli acceleratori lineari di ultima generazione. La prima delle 2 apparecchiature verrà collaudata nei prossimi giorni e sarà funzionante entro giugno. In stato di avanzamento il cantiere dell'ospedale di comunità. Come da cronoprogramma, l'opera verrà completata entro la fine dell'anno. Il direttore Iacolino ha visitato anche il reparto di emodinamica dell'ospedale Giovanni Paolo II, dove da settembre è in funzione un nuovo angiografo digitale fisso. Conclusa la visita nell'unità farmaci antiblastici, dove giornalmente vengono distribuite 100 preparazioni sterili chemioterapiche per i pazienti dell'ASP ragusana. Un incendio ha paralizzato l'autostrada 18 Catania-Messina nel pomeriggio, coinvolgendo un autobus con a bordo, oltre l'autista, un solo passeggero e causando forti rallentamenti. Le fiamme divampate a bordo dell'autobus che viaggiava in direzione Messina nel tratto compreso tra Acireale e Giarre. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.
E cambiamo argomento, Pasqua 2025, Sicilia patria del turismo lento nell'isola. L'isola è nella top 3 delle mete 2025 Airbnb per il lungo ponte festivo di quest'anno. A Palermo attesi quasi 140.000 passeggeri e Catania non è da meno, si prepara al boom di presenze. Eva Spampinato. Where are you from? Lake Charles, Louisiana. Polonia. Catania si prepara al boom turistico del Super Ponte di Pasqua e lo fa scaldando i motori della ristorazione, della ricettività alberghiera e dei percorsi culturali. I numeri sono tanti e vanno solo crescendo. Penso ci sarà un bel movimento, anche per come si può vedere già il turismo a Catania è tutto l'anno, ma già da qualche settimana è partito molto prima quest'anno. Nel centro storico la vita dei catanesi ormai si mescola ben volentieri alle passeggiate dei turisti con il naso all'insù e la macchina fotografica pronta a scattare. Alle 11:30 del mattino già i turisti sono seduti e al tavolo c'è spritz, granita, birre, panino con carne di cavallo e caffè americano. Secondo i numeri di Hub Etnea, Pasqua 2025 farà registrare un più 20% di prenotazioni rispetto all'anno scorso. Il 45% del budget dei turisti sarà dedicato al pernottamento, mentre il 55% sarà speso sul territorio. Come? Gustando tutte le prelibatezze locali. Seafood arancino. Ci hanno chiesto di consigliare loro qual è il cibo migliore qui a Catania, quindi stanno prendendo appunti. Allora, granita, arancino e calamari. E la Sicilia si conferma patria del turismo lento, più giorni di permanenza, ritmi più rilassati e meno mordi e fuggi. I will stay in Catania another couple of days. 5 days. L'Isola infatti è nella top 3 delle mete 2025 Airbnb per la Pasqua di quest'anno, dati confermati dalle stime dell'aeroporto di Palermo. Dal 18 al 22 aprile 2025 sono attesi al Falcone Borsellino 137.000 passeggeri, più 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sant'Agata vorrebbe una città pulita. Lo sfogo, appello di una guida turistica indignata per la presenza di troppe microdiscariche nel centro storico di Catania. Montagne di rifiuti persino davanti alla torre del vescovo. Tonino De Mana. Noi guide turistiche facciamo veramente fatica a spiegare tutto questo ai nostri turisti. È un misto di disperazione ed esasperazione lo sfogo di Ivan Nicosia, di professione guida turistica in una città, Catania, dove la spazzatura ricopre ogni cosa, facendo passare in secondo piano persino la bellezza dei luoghi. Vi proponiamo 2 esempi. La montagna di sacchetti di vario colore e grandezza con sullo sfondo la cupola di San Nicolò l'Arena e l'immondizia riversata davanti alla Torre del Vescovo, quasi un monumento al degrado. Per raggiungere siti storici ed artistici, per esempio il Monastero dei Benedettini, è facile imbattersi in microdiscariche che offendono la dignità di tutti e mortificano gli sforzi dell'amministrazione comunale. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 e le immagini che vedete riguardano la via Osservatorio, trasformata in un deposito di arredi in disuso. E non distante da Sant'Agata la Vetere, in via Plebiscito, si scorge anche un bel materasso adagiato lì da diversi giorni. Faccio soprattutto un appello ai miei concittadini, cerchiamo di mostrare un pochino più d'amore per la nostra città, perché è veramente disdicevole la condizione in cui versano certi quartieri di Catania, certi angoli della città, la cura del verde, e per noi che facciamo il lavoro di guide diventa impossibile giustificare queste inciviltà che hanno molti dei nostri concittadini. Quindi cerchiamo di mostrare un po' di più d'amore per la nostra città. Chi soprattutto è devoto di Sant'Agata, Sant'Agata vorrebbe una città pulita. Le vacanze pasquali porteranno in città migliaia di turisti, non è certo un bel biglietto da visita. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Palermo si prepara alla delicata sfida di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Dionisi ha alcuni dubbi di formazione. Marco Gullà. Il Sassuolo è virtualmente in Serie A e domenica arriverà al Barbera per chiudere i conti e stappare la bottiglia di champagne. Di fronte ci sarà un Palermo che però vuole stupire e tornare definitivamente in careggiata per posizioni di prestigio, soprattutto dopo la vittoria della Recchi. Saranno ore piene di dubbi per Alessio Dionisi, quelle che precederanno la partita contro i neroverdi. L'allenatore ha abbondanza a centrocampo e dovrà decidere se rinnovare la fiducia a Segre dando continuità alla vittoria contro la Salernitana o tornare a
schierare Verre, che rientra dalla squalifica. Pierozzi è recuperato, sta bene, giocherà sulla destra. Di Francesco è ancora out, sulla sinistra quindi conferma per Lund. Il Sassuolo in 31 partite ha realizzato 67 gol, prova di estrema difficoltà quindi per la difesa rosanero. Rispetto al match dell'andata, il Palermo potrà contare su Magnani, che dal suo arrivo ha migliorato sicuramente le prestazioni del reparto difensivo. I tifosi ci credono, ottima prevendita, si va oltre i 25.000 al Barbera. Massimino verso il sold out per Catania Avellino, rossazzurri ed Irpini in gran salute, alta la posta in palio. Inglese verso la convocazione. Angelo Gaiano. Restano poco più di 2000 biglietti che probabilmente verranno venduti, portando il Massimino verso il sold out, oltre 17.000 dunque i tagliandi già staccati. Catania Avellino avrà una degna cornice di pubblico per una sfida che mette di fronte due squadre in gran forma e con il vento in poppa per obiettivi diversi. Gli Irpini veleggiano in testa alla classifica con 2 lunghezze di vantaggio sul Cerignola, impegnato a cava dei Tirreni. Gli etnei sono risaliti fino al 5° posto e magari fanno un pensierino al 4° con il Crotone distante 4 punti. E a 4 giornate dalla fine, 3 per il Catania che dovrà fermarsi per esclusione del Taranto, ogni punto sarà fondamentale, d'ora in poi ogni errore sarà pagato a caro prezzo, quindi nessuno vuole lasciare nulla al caso. Allenamenti blindati per il Catania con Mimo Toscano che mette sotto tocco il gruppo, tenendo tutti sulla corda. In difesa possibile riconferma Percelli, reparto arretrato che potrà contare sul rientro di Di Gennaro che ha scontato un turno di squalifica. Possibile convocazione per Inglese, fermo per infortunio dal 16 febbraio scorso ed ormai pienamente recuperato. Il bomber pugliese è apparso di buon umore, ma ovviamente dovrà essere gestito per evitare fastidiose ricadute, un ragionamento che andrà fatto in ottica playoff. L'ultima parola spetterà a Mimmo Toscano, che aspetterà ed osserverà le ultime sedute prima di prendere una decisione. E adesso una pausa, ci rivediamo tra poco per altri aggiornamenti. Aggiornamento è l'ultima ora sull'omicidio di Sara, è durata qualche minuto l'agonia di Sara Campanella, la studentessa palermitana uccisa dal collega di facoltà Stefano Argentino lunedì a Messina. L'esame autoptico finito pochi minuti fa ha accertato che la ragazza ha ricevuto 5 coltellate tra la schiena e il collo, una delle quali letale alla giugulare e una che le ha perforato il polmone. E con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.